Mi sembra di fare tipo sai, i giochi con Giucas Casella. Giucas, allora, i carboni sono accesi. Ciao a tutti amici di Matto Scacco, oggi siamo in compagnia di un ospite, Igor, Ciao a tutti ragazzi. e che ci farà vedere qualcosa di veramente, veramente importante. Igor, insomma, è un atleta della memoria, giusto? Sì, sì, assolutamente. Possiamo definirti così, e è anche grande appassionato di scacchi, per questo è in questo canale. E oggi ci farà vedere qualcosa di incredibile. Qui abbiamo una lista. Io non so che cosa ha preparato per me, però lo scopriremo insieme, ecco. Allora, ho preparato una lista, vabbè, non lo vedrete mai, ma ve lo faccio poi comparire in sovraimpressione, dei primi 20 giocatori più forti al mondo di scacchi, quindi sarà Carlsen, Nepomniachtchi, eccetera, eccetera. E voi sapete che ogni giocatore di scacchi ha tre punteggi, punteggio standard, rapid e blitz. Quindi adesso sottoporrò questa lista, che tra l'altro non è stampata neanche particolarmente bene. Vabbè, giusto per complicare un po' le Esatto, cose. esatto. Gliela farò vedere a Igor per qualche minutino. Lui dovrà cercare di memorizzare il più possibile il maggior numero di giocatori e i relativi tre punteggi, dopodiché lo andrò a interrogare. Quindi Igor, non ci siamo dimenticati qualcosa? No, nulla, quindi Ok. a te lo scettro Vabbè. del potere. Vabbè, e posso fare partire un timer così Ah, sì, vediamo va anche bene. quanto... Sì, Ok, sì, sì, va sì, bene. sì. Fai partire così. Ok. Sapevo che fosse una prova a tempo, ma non pensavo così complessa, però... Allora, vediamo un attimo. Così anche Orologio. se tagliamo c'è il cronometro. No, beh, non tagliamo, No, non no, ma tagliamo. infatti, meglio di no. Vietato Allora. tagliare. Ok, avvia. Ho fatto partire il cronometro. Perfetto. Mi prenderò qualche minutino. Vai, vai, anche, insomma. tranquillo, tranquillo. Intanto mostriamo ai nostri amici. Spero che si veda. Nel frattempo parlo sopra giusto per rendere il tutto più semplice. Ah, tra l'altro, questa lista che ho stampato risale ad oggi, che è tipo 10 marzo 2022. Quindi il video può essere che voi lo vedrete in aprile e che i punteggi saranno cambiati. Ad ogni modo, insomma, farò comparire in sovraimpressione i punteggi di questa data qui, perché sapete che la FIDE, no? Li aggiorna ogni tanto. E questa è solo una delle cose che mi ha sorpreso di questo ragazzo e che insomma è in grado di fare cose incredibili. E allora gli ho detto, ma perché non ci insegni un pochettino a fare queste cose anche per altre cose? Non so, memorizzare una partita di scacchi, imparare una sequenza di mosse d'apertura, dato che comunque gli scacchi è anche, no, una parte di memorizzazione. Un minuto passato, un minuto trascorso. Facciamo vedere. Ok. Ragazzi, una lista così di 20 giocatori, quindi ricordarmi già i 20 giocatori, che hanno nomi, sapete, i Gran Maestri hanno nomi, hanno nomi strani. Ognuno ha tre punteggi, che magari possono somigliarsi tanto. No, penso che onestamente, forse studiando tanto in un mese li memorizzerei, ma studiando tanto, tanto, tanto. E niente. Siamo a quasi 2 minuti trascorsi. Sto quasi per finire. Ok. Siamo quasi arrivati al quarto minuto. Ragazzi. Ecco, la vita sarebbe molto più semplice conoscendo questi... Non sono trucchi, perché uno dice, ah beh, c'è il trucco. Sì, c'è il trucco, ma a monte c'è uno studio incredibile. Sto dicendo, uno studio della... è incredibile, quindi questo è importante da capire. Quindi, bene. 4 minuti e 30. Quindi sono 20 giocatori. Ogni giocatore ha 3 punteggi, 20 per 3 sono 60 numeri. Sono 60 numeri e più 20 giocatori, in totale sono
giusto, sono 80 dati da memorizzare. 80 dati fra nomi strani. Sono di più, sono 12 numeri per ogni giocatore. Sono 12 Eh sì, numeri? ogni numero è da 4 dato, cioè ogni punteggio è 4 per 3, Eh per ogni sì, quindi 20 per 12. eh sì. Mm. Eh sì, perché sono numeri 2800, 700, cioè non è che è tipo L'ultimo per 9, J.K. 8, è vero, è vero, è vero. Perché sono 4 cifre, ogni numero sono 4 cifre, quindi è interessante la mole di informazioni che si può immagazzinare. Siamo quasi alla fine, cioè, di questo test iniziale, 5 minuti e 30, Ok, ho finito quasi. quasi finito, penso che a 6 minuti Ok, partiremo. Sto un po' in tranquillità, così ripassa le ultime cose. ok, Ok, fai finire, interrompi. Ok. ok, siamo arrivati a 5 minuti e 57 di questo test. Adesso, Igor, vuoi bendarti? Sì, dammi un attimo proprio, dammi Vai, un minutino per ripercorrere tutto. vai tranquillo, vai tranquillo. Intanto io intratterrò i nostri amici ancora un minutino. Io ho qui la lista. Faremo bendare Igor, onde evitare che qualcuno dice, ma sta leggendo i punteggi scritti sui muri? E niente, sparerò numeri a caso, tipo chi c'è alla 22esima posizione, robe di questo tipo. E allora dimmi il punteggio blitz di quello che c'è Ok, oppure di Carson, cioè cose varie. Adesso ok. cercheremo anche Se di vuoi ho metterlo. un generatore randomico di numeri, se proprio ti Ok, interessa e questo fare così. generatore che cosa fa? E tu premi un bottoncino e ti fa tutti i numeri casuali, in Ah, modo ok, tale quindi... che, che sia ancora più Ok, casuale la ok, cosa, ok, ok? quindi non sono io a chiederlo, ma sarà il Ok. generatore randomico. Sì, Vai, accetto la questo era sfida. 5 minuti e 57, ora Ok, mi benderò, togliamo. generatore, che figata. Allora, erano 20? Quanti erano? 20, 20 giusto, Erano scusi. 20. Ormai basta, non si può Ok, più guardare. allora, generatore da 0 a 20. Ok, dovrebbe essere così. Ok, sì. Come vedi, Christian, qui basta che premi un bottoncino Ok, e adesso lo vanno facciamo spuntando, vedere. sì. Ok, c'è questo pulsantino blu. Tu clicchi e ti esce un numero a caso. Per esempio, adesso è uscito il 19. Clicchi ancora, è uscito l'1. Quindi utilizzerò questo. E quindi io dirò, dimmi chi c'è in posizione TAC del generatore randomico e lui mi dirà i vari punteggi o solo quello che gli richiederò, perché se vorrò sapere solo il blitz, mi dirà solo il blitz. Igor, Sì, se sei pronto, sì. partiamo. Mi sembra di fare, Proviamo, sì, è la prima volta che faccio questa prova, ma proviamo, proviamo. mi sembra di fare tipo, Vai. sai, i giochi con Giucas Casella. Giucas, allora, i carboni sono accesi. Ok. Allora, Igor, vediamo che cosa ci dice il nostro generatore. Ci ha detto in posizione 12ª. Sì, in posizione 12ª ci dovrebbe essere, allora, Alexander Grishuk Sì? e ha come punteggi in totale, allora, 2758, Sì? poi nelle rapid ha ehm, 2769 Sì? e invece nelle blitz ha 2752. Giusto, giusto, giusto. Ok. Allora, vediamone un altro. Quindi dalla 12ª posizione passiamo alla 14ª. Ok, 14ª abbiamo Teimur Sì? con allora in generale ha 2753, Sì? poi in Rapid 2747 Sì? e in Blitz abbiamo 2705. Ok, ma noi non ci fidiamo ancora. Adesso proprio il foglio neanche lo prendo. Vediamo che cosa ci dice il generatore. Lo clicco qui insieme a voi. Tac. E andiamo al numero 10. Numero 10. Numero 10. Ok, allora 10 c'era. Ok, c'è Rapport Richard. Vuoi saperle tutti e tre o uno a Ma caso? allora, voglio solo quello lì rapid. Soltanto il Rapid, Sì. quindi allora Rapid è 2700.
185. Grande. Allora, io direi facciamo magari gli ultimi due per non affaticarlo troppo. Allora, andiamo. Vediamo che numero sarà uscito fuori. È uscito fuori il numero 3. Chi è il terzo? Allora, numero 3 è Liren, Ding Liren. Sì, E allora in generale ha 2799, sì, poi come invece Rapid ha 2836 sì. e poi invece ha 2788 in Blitz. Ok. Allora, visto che così non ti si riesce a mettere in difficoltà, posso provare a metterti in Sì, difficoltà? certo, Allora, certo. mi dici tipo i primi 5 Sì, solo Blitz. ok. Allora, il primo è Magnus Carlsen, Sì, il primo, e in Blitz abbiamo 2830. sì, Poi, secondo è Firuja Lireza. Questi sì. sono tutti ovviamente classificati per il loro punteggio diciamo, a tempo lungo, appunto. Quindi, così sono stati Sì, classificati. certo, certo, Ok, certo. quindi secondo spunta a Lirezza e come Blitz ha eh, allora 2000, mm, 2791. Perfetto. Poi avevamo detto appunto terza posizione c'era l'Iren Sì, con come Blitz 2788. sì, Poi abbiamo Aronian con 2773 sì. e poi Fabiano Caruana con 2744. Ok, allora non siamo riusciti a metterti in difficoltà. Allora mi dici solo quelli pari. Ah, dimmi tu tutti i punteggi di Sì, quelli pari dal 16 al 20, quindi il sedicesimo, il diciottesimo e il ok, ventesimo. ok, dal sedicesimo. Allora, sedicesimo abbiamo Duda Sì? e punteggi pari. Allora, porca No, miseria. no, no, i punteggi tutti e tre anche, Ah, tutti e tranquillo. Sì, tre. sì, sì, sì. Ok, allora. Ok, Sì, sì, 16, scusa, 18, esatto, 20. esatto, Ok, in esatto. questo senso. Allora, sedicesimo abbiamo Duda e abbiamo 2750, 2806, ovviamente nelle rapide, e nelle Sì? blitz, 2806 e 2760 nelle blitz. Sì? Poi abbiamo al 18 Kerjay, Sì? 2747 Sì? in generale, e poi 2736 Sì? nelle rapid e Sì? 2700, 2000, no, questo è stavolta Grande, 2611 invece grande. in Blitz, ok? Giusto? E l'ultimo? L'ultimo è al ventesimo c'è Topalov Sì? con 2730 Sì? appunto come punteggio a tempo ragionato, Rapid 2627 Ok. e 2667 come invece Grande, Blitz. grande, niente da dire. Togliti pure la mascherina. Madonna mia, Grande, grande Igor. Ecco, porca miseria. questi poteri sovrannaturali, Igor, li hai sempre avuti, li hai acquisiti? No, no, ovviamente no, non sono nato così. Aspetta che Eh? sono tornato al mondo Esatto, così. esatto. Allora, con Andrea Muzzi, il campione, ci siamo Campione un po'. mondiale di memorie. Sì, sì, il più forte in assoluto di tutti i Che è tempi. italiano e Che è c'ha italiano e di Roma, ha 21 anni, insomma, 21 sì, sì, è un ragazzino, insomma, Esatto, però già ha conquistato il mondo, ecco. praticamente. E niente, ci siamo conosciuti, poi siamo diventati amici. Lui ha creato un team di atleti della memoria, un team italiano, appunto del quale faccio parte. E ci ha allenato proprio bene, dice ok, dice siete ragazzi promettenti, insomma, quindi ora vi metto un po' sotto. Eh, E ci ha insegnato tutte queste tecniche e le abbiamo portato un po' a livelli superiori, ecco. Grande, ecco, Igor, noi ci siamo conosciuti perché era entrato nella Matto Scacco Academy come grande appassionato di scacchi. Ho conosciuto per puro caso queste sue doti perché in una serata abbiamo fatto lo Squid Game Chess e c'era una serie di quiz, no? Chi è stato il quarto campione del mondo, chi è che ha battuto per diventare... E lui le sapeva tutte, sapeva la data. E tu vedi tipo Sarabanda, quelli della nostra età si ricordano, Sì, no? sì. E sentono le prime due note della canzone e ti dicevano l'autore, la data di pubblicazione, l'etichetta discografica. Ecco, e ho detto, ma come fai a sapere tutte queste cose? Insomma, siamo arrivati in contatto, alla fine ho detto, ma senti, ma tu riusciresti a sviluppare un sistema per darci una mano a noi scacchisti? Ora, magari a noi memorizzare i primi 20 giocatori e i loro punteggi può essere interessante o meno, ma
se vogliamo migliorare, quindi vincere partite a scacchi, riusciresse a darci una mano. E lui ha realizzato, insomma, un sistema apposito per noi scacchisti che abbiamo realizzato insieme praticamente in questi giorni, ed è un videocorso apposito. Il link lo trovi in descrizione per accedere, lo trovi anche nel primo commento, e penso che abbiamo dato una svolta alla formazione scacchistica italiana, e chissà, potrà diventare anche internazionale. Speriamo di. Va bene ragazzi, allora ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti Ciao. e ciao.